Si teme che ci sia una grossa epidemia. Quando c'è una grossa epidemia, in genere le complicanze del morbillo si incominciano a vedere e sono molto gravi, perché la più frequente, diciamo, e grave è la polmonite, una forma molto grave di polmonite che può portare anche a un'insufficienza respiratoria importante, poi ovviamente la febbre, le convulsioni, oppure complicanze come keratocongiuntivite, epatite. In questi ultimi anni c'è una recrudescenza dei casi proprio legata al fatto che le coperture vaccinali, per quanto alte in Veneto, non sono sufficienti a bloccare, diciamo, la diffusione della malattia, soprattutto in certe sacche nelle quali la copertura vaccinale è piuttosto bassa. Per il Veneto è particolare perché è l'unica regione, ci tengo a dirlo, che ha deciso di sospendere l'obbligo vaccinale, perché i genitori devono essere convinti di quello che fanno ai loro figli e non costretti dalla legge.